Se non fosse agosto, sembrerebbe proprio una storia natalizia uscita dalla penna di Charles Dickens. Succede a Padova, dove una donna, nata nell'aprile del 45, quando la guerra stava finendo, abbandonata da piccolissima, lascia in eredità tutti i suoi beni al comune perché aiuti negli studi una bambina orfana. La donna, che è mancata nel 2020, non era sposata e non aveva eredi. Da qui la decisione di aiutare le bambine in difficoltà. Ecco allora che decide, con un gesto di grande affetto, solidarietà e appunto speranza, di lasciare l'eredità alle bambine in difficoltà della Padova di oggi, come a testimoniare non soltanto che non devono perdersi d'animo, ci sarà sempre qualcuno che penserà a loro, ma anche a voler in questo senso lasciare un'eredità spirituale, quindi io ce l'ho fatta, voi ce la farete. Con questo piccolo tesoretto noi andremo a costituire un ulteriore fondo di cassa proprio per le minori che accogliamo nelle case di accoglienza qualora siano figlie di famiglie multiproblematiche e quindi non in grado di prendersi cura di loro o addirittura orfane. Una fattispecie questa che oggi per fortuna è meno frequente che in tempi passati, ma che comunque sussiste. Un lascito importante è quello della signora che permetterà di aiutare giovani donne in difficoltà. La scheda testamentaria ha un'indicazione ben precisa su come dovranno essere impegnati questi fondi. Oggi l'eredità è rappresentata da un appartamento e da beni mobili preziosi, liquidità, investimenti, e io credo che si possano sostenere i percorsi di studi di tante ragazze che magari non hanno appunto la disponibilità economica. La signora sarà quindi un esempio per le ragazze che aiuterà. Ci dà anche tanta speranza, la dà a noi perché ci sentiamo riconosciuti come servizio sociale di un lavoro incessante che prosegue nella storia, prosegue nei decenni ed effettivamente dà da vivere, dà una speranza, un'occasione di riscatto a tante persone, ma la dà soprattutto a queste bambine che possono venire a sapere di una storia di successo di coloro che le hanno precedute in una sfortuna che però poi in realtà nelle fasi della vita è diventata un'occasione di riscatto e di crescita autonoma.